Con un rigore nel finale trasformato da Marco Bui, il Taloro ferma la corsa della vicecapolista Calangianus nell'11ª giornata del campionato di eccellenza. La squadra di Sassu gioca bene al Madistiai, ma torna a casa senza punti. Mister Cotus chiede il Taloro con Marchi Massidda, Federico Sedda, Pinna Roberto Mastio De Lussu, Domenico Sedda, Corona, Edoardo Sedda, Boi e Mele. A disposizione ci sono Carlo Mastio, Satta, Moro, Carotti, Bonicelli, Fasano e Mulas. Senza Bruno Gancitano e con diversi giocatori a mezzo servizio, i galluresi rispondono con Forzati, Tusaccio, Cardella, Riele, Carboni, Urgias, De Ligios, Muroni, Mossa, Pulina e Senes. In panchina Murgia, Melino, Del Soldato, Fancello, Inzaina, De Muro e Baroni. Arbitra Fabrizio De Montis della sezione di Sassari, assistenti Nicola Leoni e William Sunda della sezione di Cagliari. Parte bene il Calangianus, Pulina sventaglia per Senes che in aria cica la conclusione. Ancora gli ospiti in avanti con Pulina che non inquadra la porta. Primo squillo del Taloro al settimo, Rabona di Boi che libera Pinna, cross per Mele che al volo impegna Forzati. Il Calangianus cerca di affondare sulla destra con Senes, contatto al limite dell'area, l'arbitro fa proseguire. De Ligios è abile con la palla e tocca per Pulina, il destro viene controllato da Marchi. I giallorossi sono bravi nel riconquistare palla e ripartire. Pulina tenta ancora la soluzione da lontano. Il Calangianus insiste anche sui calci piazzati, Marchi attento sulla girata ravvicinata. Poco dopo Sassu perde De Ligios per infortunio, al suo posto entra De Muro. Nuovo tentativo aereo con Urgia, spalla sul fondo. Sull'altro fronte De Lussu per Corona che serve Edoardo Sedda, la bandierina annulla la giocata del fuoriquota. In contropiede palla buona per Mossa che non trova la porta. Poco prima del riposo Pinna mette in mezzo per Edoardo Sedda che ci riprova, stavolta il tiro è meno efficace. Alla ripresa delle ostilità nessun cambio, il Calangianus si affaccia con questa punizione ma il tiro non va a buon fine. La risposta del Taloro in questo lancio di Pinna per Mele, l'offside annulla la giocata finale. Al 63esimo Tusaccio ci prova da lontano, Marchi si salva in angolo. Sul tiro della bandierina, qualche protesta per questa spinta su Urgias di Moro, che ha rilevato Edoardo Sedda. La partita sembra sbloccarsi su questo tiro di Pulina, che Senes alza sopra la traversa. Il Calangianus vuole vincere, azione sull'asse Mossa Pulina, palla dentro per Senes, che per poco non approfitta della mancata presa di Marchi, poi Mastio libera con l'aiuto dei compagni. Nel Taloro entrano anche Fasano e Bonicelli che provano a suonare la carica, qui Boi alza la mira da buona posizione. Ancora qualche tentativo dalla distanza e poi l'episodio decisivo. Angolo dalla sinistra, la palla finisce sul braccio, l'arbitro indica il rigore. Dal dischetto Marco Bui fa esplodere i 300 del Madistiai, 1-0 al minuto 88. Il Calangianus ha la palla del pareggio con Tusaccio che prova a rifarsi rubando palla e servendo Senes, Marchi dice di no. Finisce 1-0 per il Taloro, quinta vittoria in casa e quarto posto. Per il Calangianus seconda sconfitta stagionale con tanti rimpianti.